Allora, l'azienda nasce da un'idea della nostra famiglia di fare un ritorno all'agricoltura di montagna, un ritorno perché appunto già negli anni '80 c'era stato questo abbandono del territorio e di conseguenza la fine di tutte le realtà agricole che prima erano di sussistenza. La capra era stata abbandonata nel primo dopoguerra perché è un animale povero, con poco latte a disposizione rispetto invece alla vacca da latte, che invece chiaramente ne produceva di più. Con meno animali si riusciva a fare più produzione. La nostra idea è stata quella di diversificare a livello proprio territoriale, quindi di tutta la Valle del Boite, i prodotti e di trovare una linea che sicuramente il fatto che siamo già biologici dalla nascita nel 2017 ci caratterizza, comunque una linea di prodotti, in questo caso parliamo della capra, completamente diversi rispetto ai prodotti classici a base di latte appunto vaccino. È un'azienda agricola familiare la nostra, siamo in 5, io con i miei genitori e poi i miei 2 fratelli. Il fratello, quello di mezzo, che ha 23 anni, si occupa della casificazione e poi anche della lavorazione del latte, delle uova e dello zucchero, trasformandolo poi nell'agrigelato. Allora, ciò che caratterizza il nostro agrigelato proprio di base è semplicemente il nome. Utilizziamo esclusivamente prodotti agricoli, quindi latte, uova e zucchero di aziende agricole biologiche italiane. Le uova e il latte sono di nostra produzione. Il latte, rispetto a quello che si crede, il latte di capra, specialmente il nostro, che mangia il nostro fieno di montagna e cereali di origine biologica, oltre che all'erba che trovano al libero pascolo, è molto delicato, molto fresco e naturalmente ricco di lattosio, quindi di zuccheri, diciamo in maniera più prevalente rispetto al latte vaccino. Di conseguenza nel nostro agrigelato andiamo ad utilizzare un quantitativo minore di zucchero, che comunque è biologico e di barbabietola, e quindi rimane comunque dolce, ma appunto con un'aggiunta minore di dolcificante, ecco. Il gusto è molto delicato, molto fresco, altamente digeribile e privo naturalmente, come il latte di capra già lo è, di colesterolo. Andiamo a creare questi gusti partendo proprio dalla base, che è il fior di latte, andando ad aggiungere poi altri ingredienti, cui lo yogurt per creare lo yogurt e le ciliegie per creare il gusto appunto yogurt alla ciliegia, oppure lo sciroppo di fiori di sambuco, sempre di nostra produzione, per andare a creare il fior di sambuco per l'appunto. Come dicevo, sono gusti agricoli, 100% agricoli, tutti con prodotti o ben nostri, tipo lo sciroppo di fiori di sambuco, ma anche di altre realtà agricole, come per esempio il mirtillo o le ciliegie, che in questo caso sono di Marostica. Sicuramente l'unico ingranaggio che deve essere sempre ben oliato è quello dell'entusiasmo. Non bisogna mai scoraggiarsi e aver sempre voglia di lavorare e di portare prodotti nuovi, non dico giornalmente ma mensilmente, su poi le tavole dei nostri clienti. E il fatto che siamo giovani può essere sì un vantaggio, perché appunto siamo alle prime armi, quindi evitiamo di scoraggiarsi sin da subito, però dall'altra parte sì, essendo partiti da poco, perché è vero che l'azienda è nata nel 2017, però sia il punto vendita che poi la produzione dei prodotti caseari è del 2021 e il gelato appunto è dal fine giugno di quest'anno, quindi tutte le problematiche poi dovute adesso alla crisi che c'è e ai rincari rispetto ad altre aziende che avevano magari un po' le spalle più coperte, noi chiaramente spalle scopertissime, e quindi partiamo un po' svantaggiati rispetto a qualcun altro che invece magari è riuscito ad affrontare diversamente la cosa. Sicuramente diciamo l'azienda la basiamo su 3 pilastri principali. Il primo ovviamente è la famiglia, senza la quale non si riuscirebbe a fare nulla. Il secondo pilastro è il territorio. Noi siamo in mezzo alle Dolomiti Bellunesi, che sicuramente sono le montagne più belle del mondo, e lo dimostra anche l'afflusso turistico che c'è sia nel periodo estivo ma anche nel periodo invernale.
E il terzo pilastro, da non dimenticarsi mai, è chi crede in noi, che è sicuramente il cliente in primis, che ritorna perché trova il prodotto adatto non solo al suo palato ma anche alle sue esigenze, vedi chi ha problemi di colesterolo, chi ha problemi di intolleranza, ma anche chi crede in noi. L'esempio più semplice è la Coldiretti, che ci segue su tutte le pratiche, ma che nel nostro caso col discorso proprio del gelato, dell'agrigelato, ha creduto in noi, ci ha fatto partecipare al concorso e abbiamo vinto poi l'Oscar Green categoria Campagna Amica, ma anche l'amministrazione comunale, sia quella passata che quella presente, e tutte le altre persone appunto che ci sostengono tutti i giorni.